Rieccoci allora in diretta, in regia Tonio Esposito, Italo Morao, Alberto Piovesan e poi Alice Montagniera. Allora, vediamo il flash mob di questa mattina davanti all'ospedale Cafoncello di Treviso con il sindaco e le pattuglie della polizia locale, guardate. Così questa mattina allora l'applauso, l'omaggio del sindaco, delle istituzioni, insomma, a coloro che stanno lavorando incessantemente negli ospedali. A proposito di questo, coloro che lavorano incessantemente negli ospedali sono i primi testimoni di quello che sta accadendo. Allora, parlo direttamente a chi ancora ha dei dubbi sulle uscite. Se non vi bastano gli appelli che avete visto ripetuti tante volte, guardate questo appello, è un altro appello di chi vede quotidianamente cosa accade, gli infermieri dei nostri ospedali, guardate. Non c'è più tempo, non abbiamo più posti letto dove ricoverare le persone, siamo costretti a riutilizzare i dispositivi di protezione individuale perché scarseggiano e in molte realtà quelli disponibili non sono idonei. Siamo in pericolo costante. Sappiamo di rischiare ogni giorno il contagio, oltre a vivere la paura costante di portare il virus nelle nostre case. Non c'è più neanche il tempo per piangere, se non al termine dei lunghi turni massacranti. Vediamo una morte che non ha la dignità di essere celebrata. Persone lontane dai loro affetti. Siamo provati, siamo pochi, in ospedale e sul territorio. Andiamo nelle case delle persone come soldati al fronte, senza protezioni, in un territorio che non riesce ad accogliere le enormi richieste di cura. Siamo soli. Se non freniamo questa valanga, pagheremo il più grande tributo, il fallimento dell'intero sistema e di ogni cosa per la quale ha senso vivere. Abbiamo bisogno di ospedali, di personale, subito, ora, non domani. Abbiamo bisogno di professionisti qualificati, non riciclati, non gettati al fronte come pedine. Abbiamo bisogno anche di voi, cari cittadini. Chiudetevi in casa. Ogni uscita apre la porta al virus. Non possiamo più permettercelo. Non c'è più tempo. Il grido degli infermieri della Lombardia evidentemente che riverbera anche qui in Veneto. Il messaggio è quello: restate in casa perché c'è davvero, non c'è più tempo. Torniamo però alla questione economica. Allora, abbiamo sentito poco fa via Skype il sottosegretario Pierpaolo Baretta che commentava un po' i passaggi del decreto Cura Italia. Allora sentiamo le prime reazioni del mondo economico. Abbiamo in collegamento telefonico Vendiamiano Sartor. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio, presidente di Confartigianato Marca Trevigiana. Allora, Sartor ha visto un po' le misure, cosa ne dice? Che giudizio dà? Ma io dico due cose. La prima è che è stato importante anche quel protocollo fatto a livello nazionale e regionale per la sicurezza nei luoghi di lavoro, perché è evidente che la salute deve essere il primo aspetto, ma noi dobbiamo anche far sì che tutto ciò che può funzionare debba funzionare, perché il periodo non sarà breve e quindi l'economia, per quanto possibile, va anche
salvata, altrimenti la ripresa poi può diventare anche molto difficoltosa e creare qualche problema poi anche nelle persone. Quindi questo è il primo aspetto. Il secondo, io credo che da quello che abbiamo adesso, perché il decreto è sempre un decreto generale, i primi interventi sono nella direzione giusta, soprattutto quello che riguarda la sicurezza e la possibilità di sostegno alle persone, quindi tutti gli elementi di cassa integrazione in deroga e di intervento per tutte le categorie, compresa quella delle partite IVA, è un elemento utile. Per quanto riguarda poi l'altro aspetto, che è quello del sostegno economico alle imprese, va bene la moratoria e la sospensione di tutte le incombenze. Quello che mi preoccupa di più è l'elemento che riguarda i finanziamenti di liquidità, perché è evidente che ci vuole anche un provvedimento collegato con le direttive comunitarie, con la Banca Europea e con la Banca d'Italia, che dia alle banche la possibilità di attuare effettivamente erogazioni di liquidità a breve per diciamo così, compensare il mancato introito delle imprese, in deroga un po' ai meriti di credito, perché se non si può derogare al merito di credito è evidente che alle aziende in difficoltà il credito non viene dato, quindi tutte le buone intenzioni poi vengono vanificate dai comportamenti e dalle regole che ci sono. Viene sempre il problema dei combinati disposti, quindi nel principio va bene, mi auguro che il periodo non sia così lungo da prevedere ulteriori interventi, però l'elemento che mi preoccupa in più è l'effettiva possibilità del sistema bancario a erogare liquidità alle imprese. Va bene la questione delle garanzie del medio credito, va bene la moratoria dei mutui, dei finanziamenti, però bisogna che le banche siano messe in grado di dare con meriti diversi di quelli attuali il credito, altrimenti rimane tutto bloccato nelle buone intenzioni. Mi auguro che il governo sia già in moto. Il fatto purtroppo che ci siano anche altri paesi che stanno avendo le nostre stesse difficoltà, credo che possa essere un elemento utile perché anche i provvedimenti europei siano in questa direzione. Questo è il primo aspetto. L'altro aspetto è che in carenza o in difficoltà dell'economia privata ci vorrebbe un intervento sostanziale anche di lavori pubblici che possano compensare la minore attività privata. Credo che passata questa emergenza, diciamo così, anche burocratica, possa il governo sbloccare anche tutti i cantieri che sono fermi dalla burocrazia. Mi pare che fonti governative dicano che ci sono 82 miliardi di lavori fermi in Italia. Credo che sia il momento di fare un metodo Genova, mettiamolo così, ponte di Genova, perché anche gli altri lavori previsti e bloccati dalla burocrazia partano. Ultimo, ma non ultimo, la spinta nell'Europa deve essere non solo quella di provvedimenti così normativi per il sistema bancario, ma che finalmente si colga l'occasione per questa questione dei cosiddetti Eurobond, cioè risorse su investimenti che l'Europa metta in piedi nei vari Stati, magari anche nel settore della mobilità o nel settore anche del risparmio energetico e l'economia cosiddetta verde. Io credo che a questioni estreme ci devono essere anche interventi estremi. Bene, grazie. Allora, grazie a Vendemiano Sartor. Questo è il primo commento allora caldo. Grazie a voi e mi unisco alle raccomandazioni. Certo. Cerchiamo per chi può e ha la possibilità rimanga a casa, e chi è andare a contatto per lavoro con le altre persone o per altre cose segua le direttive e non prendiamo questa cosa alla leggera, perché mi pare che la questione sia
molto ma molto grave. Grazie a tutti. Grazie, e grazie a voi. grazie a Damiano Sartor. Allora, abbiamo sentito la voce di Confartigianato, adesso siamo in collegamento Skype con Mario Pozza, quindi sentiremo la voce di Unioncamere Veneto. Prima però approfitto, visto che parliamo di aziende, leggo questa veloce agenzia ANSA che riguarda Susegana. Accordo mancato fra la RSU di Electrolux Susegana e la direzione aziendale e sciopero totale da domani a venerdì. Lo rendono noto le stesse rappresentanze sindacali riferendo l'esito di un confronto che si è svolto oggi, giornata di chiusura cautelare, lo avevamo annunciato ieri, dell'impianto per attuare una sanificazione. L'azienda aveva proposto la riduzione dell'orario in questa settimana da 8 a 6 ore, con le 2 ore rimanenti coperte da cassa integrazione, e questo al fine di poter chiudere il servizio mensa ed evitare contatti ravvicinati fra le persone. Per i sindacati interni però sarebbero le stesse condizioni di lavoro nei locali della produzione a non garantire una distanza sufficiente tra gli operai e dunque, non potendo individuare una intesa di altra natura per arrestare la produzione fino a venerdì, è stata proclamata l'agitazione. Quindi sciopero da domani fino a venerdì all'Electrolux di Susegana. Questo è uno dei volti un po' della situazione. Mario Pozza, buongiorno, Presidente di Unioncamere Veneti, ci rivediamo oggi. Buongiorno a voi. Eccoci, allora ieri eravamo in attesa del decreto, oggi lo abbiamo visto, l'abbiamo sentito dalle parole dei rappresentanti del governo. Abbiamo sentito poco fa Damiano Sartor, Confartigianato, qual è il suo giudizio? Ma intanto bisogna vedere il testo definitivo, certo. Perché abbiamo assistito alle conferenze stampa dei due ministri e il testo dovremmo averlo sotto mano. Ma se è quello che abbiamo visto nei giorni scorsi, ben venga. Probabilmente se lo facevano un po' prima, perché è da venerdì che lo aspettiamo, magari con delle indicazioni sui pagamenti, sulle scadenze, eccetera, cioè più semplice, poi elaborarlo in maniera più completa per tutte le tematiche, forse sarebbe stato meglio. Comunque io credo che insomma c'è questo primo intervento di questi soldini messi a disposizione del governo. Certamente non sono i soldi che mettono a disposizione la Germania o gli Stati Uniti, però questo è quello che possiamo fare. La cosa positiva è che il ministro Gualtieri ha detto questo è un primo intervento, vedremo nei prossimi giorni se c'è bisogno di ritararlo e lo ritareremo. Quindi c'è una Hanno parlato di un decreto aprile, questo si chiama decreto marzo, quindi ce ne sarà un altro ad aprile. Sì, ormai siamo a metà marzo e tra 15 giorni, quindi sicuramente ci saranno delle osservazioni da fare, perché mi viene in mente la cassa integrazione in deroga, per dire, no? Che le imprese sotto i 5 dipendenti possono adesso mettere in campo, è aziendale, non è dedicata solo ai dipendenti, nel senso che quando io la apro consumo i giorni di cassa integrazione, ma li consumo per tutto. Invece potrebbe essere modulare, cioè se ho bisogno di 2 dipendenti in un reparto che mi lavorino, è bene che questi lavorino per evitare di fermare la produzione, perché l'importante è non fermare la produzione mettendo ovviamente in sicurezza quando è possibile il personale. Ecco, Sartor per esempio diceva temiamo che poi ci siano legacci, insomma che la burocrazia ci si metta di mezzo, che sia un bel testo scritto ma che non trovi concretezza, soprattutto lui parlava della liquidità, insomma, delle banche, eccetera. Lei è dello stesso parere? Siamo dello stesso parere perché noi in burocrazia siamo maestri, purtroppo, no? E lo vediamo, le cose in Italia si risolvono con i commissari ad acta. E quindi se ci sono queste figure ci sono perché la burocrazia incombe su tutto e dappertutto, anche nelle emergenze come in questo caso. Poi c'è una burocrazia italiana, ma c'è anche una burocrazia europea, che è quella che mi preoccupa, perché al di là di tutto, di qualche dichiarazione così formale, la comunità europea non sta comportando nei nostri confronti obiettivamente, direi, disponibile e aperta. Cioè ci sono ancora i vincoli, sì, per il momento ve lo diamo, vediamo come va e via. Cioè, non vorrei che ci fossero 2 trattamenti diversi, o 3, anzi tra noi, la Germania e la Francia, siamo sempre considerati quelli un po' più appestati, mi lasci passare questo termine, che non sarebbe proprio appropriato, però mi auguro che anche in comunità europea ci sia il buon senso, perché qui è la prova del 9 se la comunità europea resiste. Senta, nel frattempo insomma, Wall Street affonda, le borse europee affondano, queste misure insomma, che a volte ci sembrano tanto lontane, cosa comportano? Spieghiamolo magari ai cittadini.
Ma comportano allora che intanto alcune scadenze sono state rinviate insomma, per permettere a tutti quanti di fare il proprio lavoro, pagare le tasse, pagare i contributi, però ovviamente per pagare tasse e contributi ci devono essere anche le risorse, soprattutto i contributi del personale, dei dipendenti, perché le tasse le devi accantonare durante l'anno e quindi è stata prorogata. C'è il versamento dell'IVA che non è chiaro se è stato spostato di 3-4 giorni, che non cambia poco o niente, da spostarlo a oggi a fine settimana dico no, non è che risolve il problema dell'azienda, anzi. Poi ci sono ovviamente quei provvedimenti di cassa integrazione che vanno bene, va bene anche l'aiuto ai professionisti che non hanno un contratto, che quindi sono a una tantum prendono questi 600 euro come è stato detto. Ci sono poi ovviamente altri provvedimenti che vanno nei confronti un po' dell'economia in termini più ampi, che li vedremo e avremo modo di giudicarli con la carta in mano, perché adesso ci sono tante tematiche e probabilmente, come dicevo prima, in questa quotidianità e questa emergenza qualcosa sicuramente sfugge. Però insomma, queste risorse sono state messe in campo, sono 25 miliardi, non sono tantissimi, ma sono già abbastanza, insomma, per questa prima fase. Speriamo che poi si apra la borsa di più. Senta, come Union Camere Venete state già pensando al dopo? Chiaramente bisognerà che finisca questa emergenza, ma c'è un piano del dopo, il dopo emergenza? C'è già un piano, ne stiamo parlando con gli assessori, ci sarà nei prossimi giorni una conference call con l'assessore Caner per quanto riguarda il problema del turismo, che era in programma la settimana scorsa ed è saltata. Per quanto riguarda l'economia e l'internazionalizzazione, anche con il nostro assessore Marcato avevamo già in programma delle tappe in diverse città e in diverse camere nostre per presentare i progetti della Regione Veneto che con l'emergenza ovviamente sono saltate, però stiamo pianificando una strategia comune che deve essere quella di mettere insieme le risorse che il sistema camerale, come più volte ha detto, può mettere in campo, che sono, insomma, non sono pochi, non sono neanche tanti, comunque sono abbastanza soldini. Pensiamo in linea di massima che si parla di 23 milioni che potremo mettere il sistema camerale Veneto subito in campo. Il governo ha liberato i progetti del 20%, i costi intermedi anche, ci ha dato la possibilità di dare un aiuto al microcredito con il nostro consorzio di garanzia nazionale delle Camere di Commercio, poter di nuovo sostenere i consorzi fidi e quindi oltre alle risorse che noi abbiamo già in cantiere potremo attingere come Camere Venete alla riserva che noi abbiamo, che giace nella tesoreria centrale, che non frutta niente, e quindi fare un intervento extra mantenendo l'equilibrio di bilancio. E questo ci permetterà insomma di essere assieme alla Regione Veneto strumento per poter attuare quelle politiche in concerto con le categorie economiche. Senta, la lascio, ma prima le chiedo questa cosa. Ieri ci ha parlato di un sito, di un indirizzo importante. Sì. Per chi non l'avesse visto ieri, vuole ricordare a cosa serve questo indirizzo che lei dà ora? Ecco, allora questo indirizzo è un indirizzo per tutte le imprese che esportano, che hanno, se dovessero avere problemi nelle esportazioni, da poter contattare coronavirus.export@centroesteroveneto.it. È un sito dove noi diamo delle risposte alle aziende che hanno bisogno di esportare e che non sanno com'è la situazione in quel paese. Poco fa mi ha raggiunto una mail del nostro presidente della Camera italiana in Serbia, che ci chiede una mano perché ci sono i camion bloccati alla frontiera con la Slovenia che non possono né entrare né uscire, e di adoperarsi per questo, perché c'è un flusso di merce che deve arrivare anche da quei paesi lì. E quindi tramite il nostro sistema delle Camere di Commercio italiano all'estero possiamo dare in tempo reale i provvedimenti che i governi di quei paesi prendono di quell'area, perché li abbiamo in tutto il continente. Sono 75 Camere italiane all'estero con oltre 120 sedi circa. Quindi ci sono problemi di merci che sono bloccate perché c'è il famoso blocco di cui abbiamo raccontato qualche giorno fa, sì, il blocco in Slovenia. Esattamente, quindi siamo tornati a pre-Schengen, allora l'Europa cosa serve se facciamo le barriere? E la regia della Comunità Europea? Questi conti li regoliamo dopo allora.
Certo, è davvero così. Grazie allora, grazie a Mario Pozza, grazie allora, ci risentiremo, grazie e buon lavoro. Davvero, ecco, quindi anche questa notizia, insomma, del blocco delle merci per quella chiusura, diciamo, della frontiera da parte della Slovenia, insomma, è un altro tassello di una crisi in atto per il settore economico. Lasciamo per un attimo però la questione economica, torniamo a quella sanitaria. Nel piano, lo sappiamo, nel piano di emergenze, il cosiddetto piano Marshall della sanità che ha annunciato ieri il governatore Luca Zaia, c'è anche quello della riattivazione non solo della creazione dei centri Covid, 11 centri Covid, cioè ospedali che diventeranno, nel caso ci sia bisogno, chiaramente step by step, dedicati alla cura esclusiva dei malati di coronavirus, ma poi ci sono anche c'è la riattivazione di alcuni vecchi ospedali dismessi per curare eventualmente le altre persone che non possono essere curate in quelli che saranno i centri Covid. Allora, Lucio Zanato questa mattina, poi questa sera nel corso dei nostri telegiornali, vi ricordo alle 18:30 il telegiornale del Veneto, vedremo il servizio, ma questa mattina era proprio in collegamento all'interno dell'ospedale di Valdobbiadene, l'ex ospedale che è stato riattivato, un'operazione di sanificazione e di riattivazione con gli uomini della protezione civile e non solo. Allora chiedo alla regia se possiamo rivedere il blocco, l'estratto della diretta di Lucio proprio all'interno dell'ospedale, l'ex ospedale di Valdobbiadene, che ridiventa attivo proprio in previsione di questo piano di emergenza. Allora, rivediamo Lucio Zanato in questo suo viaggio all'interno dell'ospedale sanificato e in via di riattivazione. Guardate. Com'è? Intanto vi dico che devo tenere la mascherina perché qui hanno fatto un lavoro in questi giorni di sanificazione, quindi noi per rispetto del lavoro ma soprattutto delle persone che poi entreranno in questo ospedale lavoreremo con la mascherina in volto, ci perdonerete ma è così. Sono sempre con Bruno Crosato che è il responsabile di questo ospedale nel senso della sanificazione, giusto? A lei le hanno dato l'incarico di mettere a posto questo ospedale? No, non di metterlo a posto, di farlo agire, di portare dentro delle persone. Ecco, intanto vediamo Nicoletta, se puoi girare dall'altra parte, facciamo vedere le persone che stanno lavorando. Queste sono le operazioni che voi state facendo dopo aver pulito tutto. Sì, abbiamo trovato sulla terrazza andiamo a vedere. I letti che ci servono, li portiamo giù e li sanifichiamo giù dopo. Ecco, perché questo è tutto materiale che voi state recuperando. Senta, lei mi ha detto prima che è arrivato qua mercoledì, giusto? Mercoledì. Avete fatto il giro degli ospedali. Quando le hanno aperto la porta cosa ha pensato? Maria. Ecco, esatto. Perché, diciamolo, era chiuso da molto tempo. Era chiuso, qui c'è anche la responsabile dell'ospedale, ex dell'ospedale, che lavorava qua, che ha detto, mamma mia. Allora, voi dovete sapere, intanto il suo nome e il suo cognome. Rita Zago. Ecco, signora Rita, lei tra un po' dovrebbe andare anche in pensione, se non sbaglio. Hanno detto di sì, tra 11 mesi. La sua attività qual è principale? Infermieristica, sono un'infermiera, lavoro qui da 37 anni. E per me è un'emozione rivedere questi reparti. Perché lei ha cominciato qua? Io ho incominciato a lavorare qua in ospedale nel 1983 e quindi ho visto gli ultimi traslochi e ho iniziato tutte le chiusure, a mettere tante belle catene. All'epoca ho pianto per mettere le catene, adesso ho pianto per vedere riaperte queste stanze. È stata un'emozione unica. E non se l'aspettava? No, non me l'aspettavo, ogni tanto venivo dentro per vedere se trovavo ancora qualcosa che poteva servire ed era emozionante. Allora andiamo a vedere insieme, vi porto, anzi ci portano, perché sono stati gentilissimi, ci hanno detto mi raccomando state con la mascherina perché qui abbiamo lavorate da giorno e notte praticamente. Quasi giorno e notte. Ecco, allora chi è che mi descrive qual è il lavoro tipo? Allora vediamo, non da questa parte, vediamo, perché vogliono anche farci vedere il paesaggio, giusto? Certo, ecco, qui non manca. Perché chi verrà qui all'ospedale, se verrà qualcuno, noi speriamo di no, perché se no significa che abbiamo terapie intensive completamente piene, avranno anche comunque, diciamo così, la possibilità di gustarsi un po' l'occhio per quello che è possibile. Comunque, allora signora, ci faccia capire, questo è Queste sono le nostre stanze di degenza dell'ex ospedale che avevamo una volta, sono tutte stanze con un letto, massimo 2 stanze a 4 letti,
tutte con bagno e terrazzo. Devo dire che questo era un albergo a 4 stelle e ho sempre avuto una stretta al cuore vederlo chiuso, perché una struttura così credo che ce la potrebbero invidiare in tanti posti. Senta, però com'era questa stanza 4 giorni fa? Il pavimento adesso è celeste, un grigio celeste, prima era nero. Nero? Nero di sporco, polvere, tutto. Le macchine hanno lavorato 2 giorni, passavano 4-5 volte, macchine rotanti apposta per pulire. Senta, quante persone ci stanno lavorando giorno e notte qua dentro? Ecco, massimo 120, oggi siamo in una giornata un po' più calma perché tanti volontari hanno cominciato a lavorare, siamo in 80. E lei coordina tutte queste 80 persone? Esattamente, da 3 giorni. Allora, andiamo fuori, Nicoletta, e portiamo fuori, perché vi avevo promesso il paesaggio e il colpo d'occhio vale la pena, perché poi torneremo, diciamo così, a parlare della difficoltà e di quant'altro. Però guardate che paesaggio che si nota in questo momento per quanto riguarda la situazione. Un attimo che chiudiamo un po' il diaframma, eccolo qua. Guardate che paesaggio, una panoramica che guarda fino, cos'è quello lì? Il Monte Grappa, cos'è? Il Monte Grappa sulla destra. Ecco, queste sono le nostre bellezze e queste immagini devono servire a rincuorare chi in questo momento sta faticando. Senta, però è stato quasi un privilegio venire a lavorare su questo ospedale per certi versi. Ma come volontari è la prima volta che veniamo dentro su un ospedale a fare pulizie, perché noi siamo abituati a lavorare su altri ambienti, situazioni difficili come terremoti, alluvioni e roba genere. Qui sembrava qualcosa più semplice, però abbiamo visto che è duro lavorare qua dentro, fare pulizie, mettere in ordine tutto quanto. Non sarebbe il nostro lavoro, però abbiamo accettato di farlo benissimo. Poi, diciamolo, insieme a voi ci sono moltissime donne, che non è che sono solo alpini. Abbiamo donne volontari, abbiamo dei volontari che ci danno una mano perché dobbiamo imparare anche a noi a fare pulizia. Ecco, esatto. Allora adesso andiamo dentro invece, torniamo dentro con... No, andiamo avanti noi, che Nicoletta ci segue. Perché poi volevo farvi vedere un'altra cosa particolare per ogni stanza, giusto per spiegarvi com'è l'organizzazione. Allora, noi rientriamo fuori da questa stanza, Nicoletta, fai vedere, qui ci sono... qui ci stanno ancora lavorando, mi dicono che stanno ancora lavorando perché i bagni sono stati ripristinati uno per uno, giusto? Però volevo far vedere... e far descrivere questi fogli, ci sono in ogni stanza, giusto? Ogni stanza fuori dalla porta, che abbiamo fatto una checklist, quello che manca spuntiamo, o quello che è esatto mettiamo a fuoco e quello che manca, c'è una persona all'ultimo giorno controlla tutto. Ecco, guardate l'infilata del corridoio per dare la dimensione di questo ospedale, quanto grande è, perché poi è veramente... Poi, sempre con Nicoletta, vediamo un attimo qua, perché una delle cose che sembrano scontate, ma scontate non sono gli ascensori, giusto? Andiamo un attimo a vedere, perché voi avete rimesso in moto anche gli ascensori. Perché poi uno dice, ma sì, un ospedale... Questo qui è fermo da 20 anni. Da 20 anni? Dal 2012. Dal 2012? Sì, ma prima questa parte qua prima, una parte... Insomma, praticamente, voglio dire, avete capito quanto lavoro c'è. Però andiamo avanti a farvi vedere un po' di altre cose. Ad esempio, un'altra cosa che verrà fatta nei prossimi giorni, immagino, mi diceva il coordinatore, riguarda ad esempio l'impianto di distribuzione dell'ossigeno, perché come vedete l'ospedale è datato, ecco, dicevo, l'ospedale è datato, dopo vi facciamo vedere i bagni perché ci tengono, perché ci hanno lavorato tantissimo, quindi è giusto far vedere i bagni perché dà il senso del pulito, del sanificato. Questi però verranno modificati ovviamente. Vengono modificati, solo gli attacchi vengono modificati perché serve in caso di emergenza ossigeno o area di distribuzione dell'aria compresse. Quindi sono già venuti a vedere per intervenire assolutamente. Stamattina sono qua alle 8, dobbiamo avere persone di supporto e far sporcare il meno possibile perché abbiamo già pulito. Ecco, allora adesso andiamo con la signora, perché facciamogli vedere questi bagni perché ci tengono. Guardate, erano fermi da 20 anni. Questo piano da 20 anni, questo piano è stato chiuso nel 2000 e quindi 30 dicembre 2000 questo l'abbiamo chiuso ed è ripartito l'altro giorno come fosse stato chiuso ieri mattina. Ecco, però quindi... è ripartito perché ci avete lavorato come dei matti. Certo. Senta signora, adesso venga come un attimo, intanto scendiamo con Nicoletta perché questo è il quarto piano, vero? Sì. Allora, possiamo disturbare qualcuno dei volontari qui che stanno pulendo? Dai, ci dia l'autorizzazione a intervistare qualcuno.
Nicoletta Pronto? Buongiorno. Da dove viene? Vedelago, Perché è venuto qua? per dare una mano come sempre, comunque. Protezione civile è anche questo, soprattutto questo. Grazie. Lei, anche lei da Vedelago? Sì, da Vedelago. E quando è che si è offerto? Questi ci hanno chiamato e siamo resi disponibili. Ieri ero impegnato, oggi e domani sono libero e vengo qui a dargli una mano volentieri. Grazie, buon lavoro. Senta, mi dica la verità, prima me l'ha detto. È vero che ha dovuto tenere anche a casa la gente? Sì, è vero. Ecco, questa è la parte forse più bella. Pensate che c'è la fila per essere volontari qui a riaprire l'ospedale. Questo sono i veneti, io direi. No, è vero, perché di solito per fare questo lavoro pensavo una ottantina di persone, eravamo 120, però io avevo lasciato a casa altre 30 persone, perché erano troppe persone, non riesci a controllarle tutte quante. Ecco, allora adesso... Hanno fatto lo stesso miracoli, però adesso a turnazione vengono tutti. Allora adesso andiamo avanti, intanto lasciamo lavorare i due volontari. Cosa mi raccontate di questo ospedale? Allora, intanto quanti posti verranno fuori? 170 posti letto, e quindi noi abbiamo cercato di riempire le stanze di degenza che avevamo una volta, lasciando fuori delle stanze, quelle un po' o per il personale o per altre emergenze dove avevamo i blocchi operatori e quant'altro, che però nell'emergenza riusciremo a mettere altri posti letto anche lì. Si può arrivare fino a 200 posti letto. Scendiamo allora, andiamo giù di un piano perché questo è il quarto piano, quindi diciamo che ci sono giusto che ci sono 3 piani che verranno riabilitati, perché uno era proprio impossibile, Sì, giusto? sono 4 piani, in tutto vengono riabilitati con il sotterraneo che sarà il pronto soccorso. Era un pronto soccorso una volta, noi lo mettiamo in ordine per fare il pronto soccorso, l'arrivo ambulanza e il triage. Ecco, ricordiamo però che qui non verranno ovviamente i pazienti colpiti dal coronavirus, ma scendiamo dove? Questo piano per trovare dell'altra gente, comandante? Il comandante magari. Comandante, perché qui ho visto che c'è molta attività. Sì, qua stiamo portando dentro i letti, in fondo stanno portando dentro i letti. Sì, ragazzi che stanno arrivando su col montacarichi. Sì, avete attivato anche di nuovo il montacarichi. Esattamente. Volevo far vedere, con Nicoletta magari dopo quando rientra, perché ci sono ancora i simboli dell'Ulsotto Veneto, giusto per dire quanto è cambiata la nostra sanità. Se vuoi far vedere il centro prelievi dell'Avis allora, che è rimasto, però questo dà la sensazione che qui il tempo a un certo punto si è fermato e voi l'avete rimesso in moto ed è ripartito esattamente. Questa sede Avis è stata chiusa nel 2012 quando sono stati riaperti i poliambulatori di là, il padiglione vigilanza che è stato ristrutturato con la nuova riconversione ospedaliera, però è sempre rimasto qualcosa di storico che è sempre bello trovare di tanto in tanto qualche punto storico. Andiamo a trovare qualcun altro di volontari, perché è giusto dare valore a questi volontari. Vediamo chi seleziona il comandante, perché sono quelli che... Guarda, per me i volontari sono tutti uguali. L'importante è che stanno agli ordini, diciamo tra virgolette, e facciano il proprio dovere. Perché sono tutti alpini e quindi... Buongiorno, lei da dove viene? Da Mosnego, Moriago. Da Moriago? Sì. Ma perché è venuto qua invece di starsene a casa tranquillo? Perché da diversi anni faccio parte della protezione civile, quindi quando c'è bisogno... Lei è qua da oggi, da ieri? Da sabato. Da sabato. Sì. Quando è entrato cosa ha provato? C'era tutto da pulire, da portare via, però eravamo in tanti, hanno lavorato tutti veramente eccezionali e quindi in poco tempo abbiamo liberato tutto e anche pulito tutto. Cioè, sapere che lo si fa per la nostra gente è chiaro, è chiaro. Direi che è quasi inappagabile, direi. Esatto, anche perché ricevi sempre dei messaggi di congratulazioni dagli amici, dal sindaco, e quindi questo fa piacere. Questi sono i nostri volontari, questa è la nostra gente. Io ho insistito per questo collegamento proprio per questo, perché se venite qui e toccate con mano capite quanto cuore ci sia per fare queste cose. Qual è il momento più difficile in questi giorni che ha affrontato, quando si è vista tutta la montagna di roba? Perché voi non lo sapete, ma ogni letto quanto pesa? Un paio di quintali mi pare? Sì, poi ma nelle ruote piano piano li abbiamo portati su con gli ascensori. C'era chi li portava qua, chi li portava su, chi li metteva nelle stanze e quindi insomma però è stato un lavoro di equipe e tutto è andato velocemente. Insomma. Bene, allora continuiamo ad andare a vedere, diciamo questi. Grazie e buon lavoro.
giusto per spiegarvi un attimo come sono le situazioni. Adesso andiamo a vedere ancora una volta. Senta, mi dica la verità, lei ha anche contatti con la Lombardia, mi raccontava prima. Ma ho dei parenti, sì, medici in Lombardia, e quindi diciamo loro hanno una situazione molto peggiore della nostra qua. Comunque diciamo che in questo momento dobbiamo essere pronti a entrare tutti come in Lombardia, è quello che noi stiamo facendo, preparando anche questo ospedale. È meglio prevenire e poi magari non utilizzarlo? È meglio prevenire e poi non utilizzarlo e dire abbiamo fatto una bella pulizia, è stato un lavoro eccellente, eccezionale, tutti i volontari che hanno lavorato qua, perché mai avrei pensato in così poco tempo riveder fiorire questo ospedale. E l'eccellenza sono stati tutti i volontari che hanno lavorato in questi giorni qua. Abbiamo parlato prima con il responsabile della regione per diciamo, questa parte di riattivazione. Qui ricordiamo che verranno dei pazienti, ad esempio di ortopedia. Chi è che verrà, giusto per spiegarlo ai nostri telespettatori? Ma diciamo che adesso noi ancora non abbiamo direttive dal livello sanitario per sapere chi viene e chi non viene. Credo che nemmeno loro ancora sappiano di preciso, perché mi sembra che a volte dal mattino alla sera si possa cambiare nel capire cosa ci potrà essere. Si spera che qui, cioè, da quello che dicono, qui dovrebbero venire i non acuti e dopo ci adatteremo a tutto chi può arrivare qua, perché indubbiamente pronti a tutto in questo siamo momento. Pronti a tutti. E allora io invece, proprio perché è un'infermiera, vorrei che lei lanciasse un appello alle persone, perché noi ieri abbiamo fatto diversi servizi, abbiamo dimostrato di stare a casa, perché stare a casa è molto importante. In Lombardia continuano a ripeterlo, vero? Certamente, purtroppo stare a casa sarebbe la medicina migliore, e indubbiamente capisco che magari chi si trova in certi condomini, in certi posti, in 40 metri quadri di casa, non vedono l'ora di uscire. Purtroppo la terapia migliore è quella di stare a casa. Io spero che tutti capiscano questo periodo e bisogna stare solo a casa. Ringraziamo di cuore tutti quelli che stanno a casa, perché purtroppo se la cosa va avanti come sta andando avanti non sarà critica solo per noi infermieri che stiamo lavorando, ma può essere critica per la popolazione, per gli infermieri, per i medici, per tutti, e quindi stiamo a casa. Sì, e va ricordato che non è che prenda solo gli anziani. No, prende gli anziani, prende i meno giovani, prende i giovani, prendono tutti. Nessuno è scontato che possa contrarre questo virus, e quindi stiamo a casa tutti. Ecco, intanto avete sentito in sottofondo, perché il capo sta continuando a dare notizie, informazioni, a dislocare personale, perché poi c'è tutta la logistica. Ad esempio, voi dove andate a mangiare? Fortunatamente, come sempre, i volontari degli alpini di Valdobbiadene preparano il pasto tra protezione civile e alpini nella sede dell'ANA di Valdobbiadene. Hanno allestito la cucina e i tavoli e si va a mangiare lì. Fortunatamente è a 500 metri da qua, e quindi si va a mangiare là. Sono stati eccellenti perché preparano degli ottimi pranzi e bravi tutti. Io dico sempre che senza il volontariato l'Italia non starebbe in piedi. Va bene, allora l'ultima immagine simbolo prima di restituire la linea la facciamo con questa stanza, dicendo: guardate, in 4 giorni cosa è riuscita a fare cosa sono riusciti a fare i volontari del Veneto? In Veneto tutti i volontari, quando si mettono a lavorare, specialmente gli alpini, io faccio parte del corpo di alpini, quando si mettono a testa bassa sono di muli. E come i muli poi portano a casa quando si è in marcia, giusto? Sì, e non va mai lasciato indietro nessuno. Nessuno, esattamente. E la nostra ricompensa è la soddisfazione di aver fatto qualcosa. Questo allora era il viaggio di stamane di Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto all'ospedale, l'ex ospedale, adesso non sarà più ex ospedale Guicciardini di Valdobbiadene, che è in via di riattivazione nel piano emergenziale della sanità lanciato dalla Regione. Adesso pochi istanti di pubblicità e torniamo subito in diretta, ci sono tanti aggiornamenti ancora da darvi.